Diverso stile, diverso look, diversi ideali partitici, uniti però dalla passione per la politica, tra selfie e sorrisi. Passaggio di consegne di corsa lungo le scale della Casa del Popolo tra il sindaco uscente Andrea Cereser e l'entrante Alberto Teso, praticamente coetanei, classe 67 il primo, a fine aprile scorso è il suo compleanno, di un anno più giovane il neoeletto. Tra poche ore, giovedì 18 maggio, spegnerà nuove candeline. Tra i due, stretta di mano davanti al gonfalone della città, azzurro, stesso colore della cravatta del neosindaco, in quota però a Fratelli d'Italia. Senza false modestie, credo che anche la mia persona, insomma, una figura moderata, non inquadrata, non ho tessere, insomma, pur essendo uomo di centrodestra, insomma, non facilmente incasellabile in un partito, mi ha anche consentito di avere un po' di voti che gravitavano nell'ambito moderato, cattolico, di centro, che magari prima hanno votato Andrea Cereser. Tra chi arriva e chi parte, l'analisi di Cereser su chi comune lascia oggi. Difficile, complicato, però ce la si fa. Insomma, io credo che gli uomini e le donne abbiano tutte le risorse, e lo dimostra un po' la storia dell'umanità, per affrontare i problemi che di volta in volta emergono e anche superarli. E al riguardo già presenti i primi grattacapi per il sindaco Teso, con Forcolin che pare abbia chiesto il riconteggio delle schede in alcune sezioni. In ballo la nomina del vice sindaco. Ex assessore ed ex vicepresidente della regione Veneto, Forcolin, uscito dalla Lega e non ricandidato alle ultime regionali per la vicenda del bonus Covid, a queste amministrative aveva presentato una civica propria a sostegno del neosindaco, ovvero lista civica Forcolin Uniti per San Donà, ottenendo l'11,65% di preferenze con 2.117 voti, contro i 2.155 voti della Lega con l'11,86% di preferenze. Un pugno di 37 voti che decidono sulla poltrona da vice sindaco.